Joe non solo calciatore ma anche piccolo pirata con la sua crestina. Eccolo in braccio a uno degli attori della compagnia Magia dei Colori, il gruppo che ha portato in scena a Curtarolo uno spettacolo frizzante e gioioso, il cui ricavato è destinato alla raccolta fondi per raggiungere la quota necessaria a sottoporre il bimbo di Piazzola all'operazione in Florida, l'unica alternativa, lo ricordiamo, all'amputazione della gambina destra. Servono, ormai lo sapete bene, 400.000 euro, 230.000 la quota raggiunta oggi, e non si fermano le iniziative di solidarietà, accanto alla generosità infinita di voi telespettatori che avete accolto l'appello che mamma Erika ha lanciato attraverso le nostre telecamere e che il gruppo Media Nord-Est ha subito sostenuto. In programma pranzi, cene comunitarie per dare il meglio al piccolo Giovanni nel pieno senso dell'essere comunità, della condivisione e dell'aiuto vero, concreto, disinteressato al prossimo. Diamo qualche data: il 13 aprile a cena con Gio nei locali della Proloco di Galliera, il 14 aprile pranzo di beneficenza a Curtarolo, ancora il 28 in occasione della sagra di San Giorgio in Bosco un'intera giornata sarà dedicata al nostro guerriero, e sempre domenica 28 aprile anche San Zenone torna a mobilitarsi, questa volta con un pranzo in Piazza Rovero. Insomma, il traguardo è sempre più vicino.